Ed è così nello stadio Panathinaikon che comincia la cerimonia di apertura di questi campionati del mondo, che non a caso qui tutti chiamano giochi, jeux. Nessuno li chiama championnat, championship, non li chiamano campionati perché in qualche modo li sentono come un'anteprima per la sfida olimpica di Losanna e non solo. Le bandiere dei 200 paesi, numero record, numero di pace violentemente interrotto. Una scelta, o meglio una non scelta, forse una distrazione della regia ellenica ha impedito di cogliere questo passaggio, queste due nazioni rimaste al di sotto di quella ripresa aerea, mentre invece vediamo la Corea e prima le isole Comore. Che è una nazione, la Turchia, e adesso ci sarà lo scorciante applauso per Paraskivi Patulidou e per tutta la Grecia che è qui per vincere anche tante medaglie. Una Grecia che nell'atletica leggera sta facendo progressi straordinari. Il tutto in un Panathinaikon ricolmo come deve essere stato più di 100 anni fa, nel 1896, quando il tutto esaurito vide arrivare qui Tyrion Lewis, poco fuori lo stadio, a qualche metro oltre la grande chiusura che è stata costruita in modo posticcio. C'è anche la statua di Filippide, l'uomo che ha dato origine all'idea il nuovo inno della IAF by Vangelis. è l'inno della Grecia.
presidente del Comitato Internazionale Olimpico, Juan Antonio Samaranch, e a tutti i colleghi del Comitato Olimpico che sono qui stasera. E a questo punto l'annuncio ufficiale, ed è proprio Konstantinos Stefanopoulos, il presidente della Repubblica Democratica Greca, che darà il via ufficialmente a questi sesti campionati del mondo di atletica, i campionati del mondo di Atene del 1996. Του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου Αθήνα 97. Ci siamo, sono cominciati i campionati mondiali di atletica leggera, sesta edizione, Atene. Il Panathinaikon di Atene si accende ora delle luci dello spettacolo che segue la parte protocollare della cerimonia di apertura di questi sesti campionati del mondo di atletica. Qui il cuore, l'anima di Vangelis, che si è dedicato per oltre un mese, 24 ore al giorno quasi, così ha detto lui, a questa cerimonia che nella parte iniziale vuole creare suggestioni attraverso un gioco di laser e non solo questo, anche dei grandi maxi schermi che sono posizionati sull'unica curva del Panathinaikon, questo stadio a cui manca la curva finale. Entrano adesso 30 atleti e sono la rappresentanza degli antichi Giochi di Olimpia, ma non solo, in qualche modo del pentathlon antico, quello che ricostruiva la spedizione degli Argonauti, i 55 eroi, tra cui era Chariots of Fire, che gli valse nell'81 l'Oscar per la miglior composizione, e poi Conquest of Paradise. Si parte quindi con Momenti di gloria, eseguito al pianoforte proprio dal suo compositore, dal greco, che pure ha vissuto a Parigi e Londra, Vangelis.
Impossibile non associare questa musica al correre, ricordando quella storia, Parigi 24.
Rakabelli. Let's do together for the peace of the world. E adesso, assieme per la pace nel mondo, Vangelis creation. una creazione di Vangelis. March with me. March And I ask with me. you all. Va detto che però le Sing parole and march. sono della stessa Montserrat Caballé. Difficile non avere i brividi